Con le immagini, benvenuti allo stadio Libero Liberati. Stanno entrando in questo momento in campo le due squadre che si affronteranno oggi, Ternana e Vicenza. La Ternana per continuare una serie positiva che inizia dopo le prime 3 sconfitte, 4 vittorie e 2 pareggi per la formazione di Mimmo Toscano, che oggi non sarà in panchina perché è squalificato. Il Vicenza che invece vuole assolutamente ritirare fuori la testa dopo le 2 sconfitte consecutive. Quella che brucia di più per i tifosi naturalmente è l'ultima, quella del derby contro il Padova. Formazioni praticamente annunciate e confermate dai 2 allenatori. La Ternana che si schiera con il suo consueto 3-4-3 con Ambrosi in porta, Ferraro, Meccariello e Lauro in difesa, Diandà, Miglietta, Dideo e Vitale a centrocampo. In avanti Nolè, Litteri e Sinigaglia, quindi di fatto confermata la squadra che ha pareggiato 1-1 alla Spezia, pareggio che è arrivato all'ultimo minuto per un rigore concesso allo Spezia per un fallo di mano in area di Vitale. Come vedete la composizione in campo conferma quanto si è detto durante la settimana. Ci sono state invece delle prove diverse per un modulo anche diverso, provato anche durante la partita contro il Padova per quanto riguarda il Vicenza che si schiera con il 4-3-3. Ci sono delle assenze anche piuttosto importanti per Roberto Breda. 4-3-3 dunque con Pinzogli in porta, Brighenti, Martinelli, Camisa e Di Matteo, spostato di fatto come terzino sinistro in questo nuovo modulo per il Vicenza, Gavazzi, Castiglia, Pinardi a centrocampo. In avanti Malongà, prima punta con Semioli e Giacomelli ai lati. L'arbitro dell'incontro è il signor Velotto di Grosseto, assistito da Bianchi e Valeriani. Dicevamo dei molti assenti per infortunio per il Vicenza, sono Rigoni, Padalino, Lazco, Giani e Pisano. L'unico che è riuscito a recuperare è Plasmatica, ha lavorato a parte in settimana, ce l'ha fatta recuperare, è stato convocato, ma come avete visto dalle formazioni è in panchina. Malongà scelto come prima punta, è stata una settimana anche piuttosto turbolenta per il Vicenza. Si è parlato molto delle dichiarazioni di Pinardi che hanno fatto parlare molto dopo la partita, anche quelle di Di Matteo che si sono messi in contrapposizione un po' anche con delle scelte che aveva operato Breda nel corso della partita contro il Padova. È tutto rientrato, lo stesso Breda in conferenza stampa ha detto è un confronto naturale ed ovvio che ci sia con i giocatori. Settimana invece super tranquilla in casa Ternana, naturalmente dopo l'ottimo risultato conseguito anche a Spezia, confermati gli 11 che hanno fatto sicuramente una buona partita e che hanno permesso alla Ternana di rimanere in alto in classifica. Per la prima volta forse in questo campionato la Ternana parte con i favori del pronostico. Il Vicenza naturalmente questo pronostico lo vuole invertire. Tutto è pronto dunque, si inizierà davvero fra pochissimo e sarà un inizio particolare perché come avrete modo di vedere ci sarà un po' di silenzio all'inizio della partita. Intanto aspettiamo naturalmente la contemporaneità con gli altri campi, ma la curva est, la curva della Ternana, ha deciso di rispettare 10 minuti di silenzio in favore degli operai dell'Ast, l'acciaieria di Terni, l'Ast ThyssenKrupp, che è stata messa in vendita, quindi sono a rischio alcuni posti di lavoro, anzi molti posti di lavoro. La squadra della Ternana Calcio la scorsa settimana è andata a trovare gli operai dell'Ast sotto lo slogan "fino all'ultimo bullone", che sarà presente in curva, il segno di protesta per quanto riguarda la partita di oggi, la prima in casa dopo queste proteste che ci sono state. Appunto 10 minuti di silenzio da parte della parte calda della tifoseria di Terni, che ha invitato naturalmente in settimana anche il resto della tifoseria a rispettare questi primi 10 minuti, quindi atmosfera particolare nei primi 10 minuti di gara. Avete visto inquadrato pochi minuti fa Michele Napoli, c'è lui in panchina, è l'allenatore in seconda della Ternana. Come detto Toscano non c'è perché è squalificato per un turno. La squalifica è arrivata dopo il fischio finale della partita con lo Spezia per lamentele rivolte al giudice di gara, che come abbiamo appena ricordato ha concesso un calcio di rigore allo Spezia, che peraltro c'era al 91esimo, quindi permettendo allo Spezia di pareggiare davvero all'ultimo la partita dello scorso turno. Frattempo la partita è iniziata e subito Meccariello che gestisce il pallone con calma dandolo verso Ambrosi. Ternana che cercherà di imporre il proprio gioco, il proprio ritmo. Il Vicenza sa che i primi minuti della partita, soprattutto per le caratteristiche della propria squadra, sono importanti. Vicenza che per bocca dello stesso Breda in settimana ha lavorato molto anche nell'attenzione particolare, anche nell'approccio alla gara. Breda ha sottolineato che il Vicenza spesso nelle ultime partite è passato in svantaggio per poi dover recuperare, non vuole commettere nuovamente questo errore. Chiaramente è tutto invece l'interesse della Ternana riuscire a partire con il piglio giusto per continuare una serie positiva che a inizio campionato non era sperata, visto un inizio shock con le 3 sconfitte consecutive. Gioca a centrocampo subito Malongà in possesso palla, viene affrontato in maniera irregolare da Meccariello
Subito punizione dunque per il Vicenza, partita in cui ci sono anche molti ex da una parte e dall'altra. Uno di questi, Stefano Giacomelli, vicino nell'azione che vi abbiamo fatto vedere poco fa, lo scorso anno a Terni, è arrivato a gennaio, peraltro nato in Umbria, Spoleto, a pochi chilometri da Terni. Non è riuscito lo scorso anno a segnare con la maglia della Ternana, invece già realizzato un gol nella prima giornata di questo campionato di Serie B, gol che non è servito al Vicenza a far punti perché è arrivata comunque alla sconfitta con lo Spezia proprio all'ultimissimo respiro della partita, un gol di Sansovini. Comunque un buon impatto con la categoria, va proprio Giacomelli sul pallone, la punizione e la grande parata di Ambrosi, la risposta di Stefano Ambrosi sulla punizione splendida di Giacomelli, che evidentemente vuol dimostrare di essere da Serie B. Non è stato confermato nella scorsa stagione, è stato prelevato dunque dal Vicenza. L'ottima risposta di Stefano Ambrosi dopo appena 2 minuti sul calcio di punizione battuto proprio da Giacomelli. Calcio d'angolo, la palla in mezzo viene ribattuta fuori dalla difesa della Ternana. Vicenza che parte con il giusto piglio questi primi assaggi di gara. Ora prova Sinigaglia a imbastire il contropiede della Ternana, c'è l'apertura buona sulla fascia destra per Nolè, l'ottima chiusura difensiva da parte di Camisa. Quindi il Vicenza che mantiene il controllo delle operazioni con Castiglia, lancia in avanti proprio ancora Giacomelli, passaggio in profondità per Malongà, poi ancora il pallone dalle parti di Giacomelli, dall'altra parte in realtà c'è Semioli, sulla fascia destra Semioli, sulla fascia sinistra Giacomelli, la chiusura da parte di Diandà senza alcun problema. Primo pericolo dunque per la porta della Ternana, Giacomelli, straordinaria punizione, altrettanto bella la risposta di Stefano Ambrosi, portiere e capitano della Ternana. Castiglia, regista della formazione di Breda, allarga il gioco su Brighenti, passaggio in profondità per Gavazzi, anzi per Semioli, palla che finisce in fallo laterale. Semioli, altro ex della partita, a Terni, anche lui soltanto per 6 mesi nel 2002, stagione che poi è finita con la retrocessione della Ternana, ripescata il campionato successivo, comunque è rimasta in Serie B. Erano gli anni 10 anni fa, gli anni di un giovane Semioli, proprietà dell'Inter, ha giocato bene con il Torino, si stava mettendo in mostra, poi da lì è partita la sua straordinaria carriera. Peraltro dopo quei 6 mesi a Terni Semioli passò al Vicenza, sempre in prestito, per poi tornarci durante questa sessione di calciomercato, a dir la verità anche oltre la sessione di calciomercato, visto che alcuni trasferimenti il Vicenza proprio per il ripescaggio li ha potuti effettuare fino al 10 di settembre. Intorno al 7 si è ufficializzato il trasferimento di Semioli insieme a Lacco e Patalino per il Vicenza, in cambio di cartellino di Gavazzi, che è rimasto a Vicenza ma ormai è di proprietà della Samp. Ternana prova ad imbastire il gioco, Nolè con il tacco verso Litteri, fallo commesso da Camisa, quindi punizione per la Ternana. Altro nuovo arrivo, Camisa in bianco-rosso, Di Deo per Miglietta, ancora Miglietta in mezzo al campo sempre per Di Deo, la cerniera centrale della Ternana, prova il passaggio in profondità in direzione di Gigi Vitale, posizione di fuorigioco per l'ex esterno del Napoli, autore finora di un campionato molto importante sia per lui che per la Ternana, ha ritrovato continuità nell'essere schierato dal proprio allenatore, ma soprattutto ha trovato una grande qualità. Molti dei gol della Ternana passano dalle sue parti, o per iniziativa personale, ha segnato 2 gol contro il Cittadella, entrambi su punizione, o per gli assist che concede tra cross e penetrazioni. Ancora la Ternana in mezzo al campo con Miglietta all'indietro per Meccariello, quindi Ferraro avanza, palla al piede Ferraro, poi prova subito e lancia in profondità in direzione di Litteri, la palla è buona, Litteri in rete di rigore e la parata di Pinzoglio, una bordata di Litteri e Pinzoglio riesce a bloccarlo. Non è finita però l'azione della Ternana, ancora con Litteri in possesso palla, cerca con l'esterno di far ripartire la Ternana. Miglietta ha subito risposto la Ternana all'occasione avuta dal Vicenza, pallone in mezzo all'area di rigore, ancora una volta il colpo di testa di Di Deo, prova a rimettere fuori la difesa del Vicenza.
riconquista di nuovo il pallone la Ternana con Lauro, passaggio sulla propria fascia verso Vitale, poi Lauro va a riconquistare nuovamente il pallone, ancora Lauro, il doppio passo, prova a guadagnare il cross, pallone in mezzo ancora una volta Pinsoglio, per anticipare tutti gli applausi che arrivano dallo stadio Liberati. Buona reazione della Ternana, ma attenzione adesso a Giacomelli, può andare il Vicenza in contropiede, ancora Giacomelli, prova a puntare l'avversario, ancora Giacomelli all'interno dell'area, Giacomelli contro Ferraro, pallone in mezzo, ci mette il piede Meccariello ad anticipare Malongà, il pallone che però finisce nuovamente nei piedi dei giocatori del Vicenza. Il passaggio di Pinardi dall'altra parte del campo dove è salito Gavazzi, anzi Semioli, ora il pallone verso Brighenti in profondità proprio per Gavazzi, guadagna il fondo Gavazzi, il cross che viene deviato, anzi no, non secondo l'indicazione di Valeriani, assistente di Velotto, e qui vediamo l'azione di poco fa, a botta sicura Litteri con il piede sinistro Pinsoglio, grande risposta da parte dell'estremo difensore del Vicenza sul tentativo di conclusione da parte di Litteri. Buon momento di forma per Litteri che ha trovato i suoi gol, anche lui ex della partita, è stato a Vicenza nel 2009-2010, 11 presenze e un gol, il primo della sua carriera in Serie B. È tornato in Serie B quest'anno con la Ternana e ha trovato una continuità che forse in passato non aveva avuto, perlomeno non con la maglia del Vicenza. Giocatore di grande sacrificio, Litteri ha trovato anche quel feeling con il gol che all'inizio gli dava anche un po' di fastidio, il fatto di non riuscire a trovarlo, ma è un elemento indispensabile per i movimenti della squadra di Toscano. Grande pressing anche a centrocampo, si sacrifica molto, un po' la caratteristica della Ternana questa, squadra molto corta che riesce a ripartire subito in contropiede. Camisa, colpo di testa di Diandà ad andare a anticipare Giacomelli, l'altra parte si va a complicare un po' la vita alla Ternana e quindi ne approfitta Gavazzi. Gavazzi scarica il pallone su Brighenti, il cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa di Diandà. C'è però un'infrazione commessa da Giacomelli che probabilmente ha spinto il suo ex compagno di squadra. Il rimprovero di Velotto a Giacomelli, punizione quindi rabbattuta da Stefano Ambrosi che chiede ai suoi compagni di salire. Ancora Litteri con la testa verso Nolè, mette a terra il pallone Nolè, controduce Camisa, ancora Nolè può andare in area di rigore, ancora Nolè, il cross in mezzo, anticipa tutti, difensore del Vicenza, anche il proprio portiere, poi Giacomelli, passaggio in profondità subito intercettato dalla Ternana con Diandà, passaggio in mezzo al campo, c'è Dideo, il pressing da parte di Gavazzi, la Ternana che comunque mantiene il controllo delle operazioni, ancora Dideo. Passaggio morbido verso Sinigallia che si era centrato a un buon gioco, però in questo momento il Vicenza che può ripartire nuovamente in contropiede, lanciato Malongà, la chiusura da parte di Ferraro, nel frattempo arriva anche il fischio da parte di Velotto, ammonizione per Lauro che è diffidato e che quindi salterà la prossima partita, fallo su Gavazzi, arriva il primo cartellino della partita, questo l'intervento di Lauro. L'arbitro aveva lasciato proseguire per la norma del vantaggio, ma l'intervento di Lauro era stato giudicato falloso da Velotto, è arrivato anche il cartellino giallo, quindi prima ammonizione del match, 10° minuto, Maurizio Lauro, ripetiamo Lauro diffidato, salterà sicuramente la prossima partita della Ternana. Tanto Michele Napoli dà le indicazioni ai suoi, Mimmo Toscano in tribuna. Tutta la punizione larga dalle parti di Semioli, arriva anche Gavazzi che si è rialzato dopo il duro colpo ricevuto da Lauro, lascia l'incombenza della rimessa laterale a Brighenti. Brighenti ancora per Gavazzi, poi il passaggio morbido all'interno dell'area di rigore, in qualche modo la Ternana di rovesciata, la palla che schizza dalle parti di Malongà, poi ancora Castiglia in mezzo, c'è il piedone di Meccariello a rimettere il pallone fuori. Castiglia aveva provato a sorprendere in velocità la difesa della Ternana scambiando con Malongà, ancora una volta Castiglia che prova a entrare in area di rigore, il cross in mezzo, questa volta l'intervento di testa da parte di Dideo, Vicenza che sta premendo la Ternana nella propria area di rigore, qui l'iniziativa di Castiglia
successivamente sempre Castiglia per il secondo calcio d'angolo del Vicenza. Palla in mezzo, colpo di testa a rimettere fuori ancora una volta dei difensori della Ternana, poi può partire Meccariello, l'appoggio comodo sulla fascia per Vitale. Vitale contro Gavazzi, alla meglio Gavazzi che va a riconquistare il pallone. Ottimo avvio di gara da parte del Vicenza, un'occasione importante per parte, ma è un Vicenza che sembra più manovriero in questi primi 10 minuti di gioco rispetto alla Ternana. La chiusura ora da parte di Vitale per Meccariello, quindi Ferraro per Miglietta, vertice più basso dei due centrocampisti centrali. Vitale prova il pallone in mezzo, la girata al volo da parte di Nolè e la palla che finisce fuori. Ancora una volta un'occasione per la Ternana dopo un paio di opportunità importanti per il Vicenza. Stavolta è stato il turno di Nolè, sul cross di Vitale ha provato a toccare con la punta del piede, c'è riuscito, la palla che è finita alta sopra la traversa, partita decisamente vivace a Terni fra Ternana e Vicenza, due squadre che non disdegnano il gioco d'attacco e provano a trovare soluzioni anche acrobatiche difficili come quella di pochi istanti fa di Nolè, oppure giocate rasoterra come quelle che hanno visto protagonista Castiglia per il Vicenza. 0-0, ma decisamente una partita godibilissima. Malongà proprio per Gavazzi, Brighenti si appoggia molto sulla fascia destra del Vicenza. Brighenti scambia con Semioli, ora il terzino destro in possesso del pallone, palla in mezzo per Gavazzi che perde per un attimo il controllo delle operazioni, ne approfitta allora la Ternana, ma il Vicenza continua a gestire il pallone. Martinelli avanti lungo per la testa di Malongà, quindi Di Matteo, cross in mezzo, è solo Giacomelli, la palla che gli viene restituita, ancora Giacomelli in area di rigore, il cross basso in mezzo, Malongà, e ci arriva anche in scivolata Lauro. Ancora un calcio d'angolo, ma che occasione per il Vicenza. Ottimo lo scambio fra Pinardi e Giacomelli, pallone in mezzo, Malongà, botta sicura, la scivolata di Lauro a chiudergli la conclusione. Terzo calcio d'angolo per il Vicenza. Ternana che soffre i tagli bassi degli attaccanti, cross in mezzo, Ambrosi con i pugni a rimettere fuori, poi arriva il colpo al volo direttamente ribattuto dai difensori della Ternana in calcio d'angolo. Vicenza che attacca praticamente in massa con delle belle sovrapposizioni da parte di Pinardi e Giacomelli da una parte, Gavazzi e Semioli dall'altra, il supporto dei due terzini Brighenti e Di Matteo. Un avvio sicuramente diverso da quello che era stato quello delle ultime due partite per il Vicenza, proprio quello che chiedeva Breda alla vigilia. Ternana che invece deve rimanere concentrata, ha avuto comunque delle buone occasioni, partita come abbiamo detto molto aperta. Quarto calcio d'angolo, intanto se ne occupa Franco Semioli, parte il cross di Semioli in area di rigore, Malongà con la testa prova a servire qualche suo compagno, Litteri quindi per Diandà che viene messo a terra. Punizione dunque per la Ternana, fallo di Semioli su Salif Diandà che viene travolto. Ferraro, pallone in mezzo per Miglietta, poi allarga il gioco su Lauro, avanza Lauro, pallone all'indietro ancora per il terzino rossoverde, Sinigaglia, Miglietta, pallone in avanti per Litteri, ancora Miglietta, un po' di spazio per il tiro, lo finta, poi ancora Miglietta, buono l'intervento in scivolata da parte di Martinelli, sempre Miglietta sul pallone, cross in mezzo, arriva con la punta del piede Castiglia, palla in calcio d'angolo ed è il primo calcio d'angolo della Ternana in questi primi 15 minuti, quando ne ha battuti invece 4 il Vicenza. Naturalmente va Gigi Vitale dalla bandierina, è lui ad occuparsi di tutte le punizioni e calci d'angolo della Ternana. Naturalmente c'è molto movimento in area di rigore, qui Gavazzi e Nolè, arriva anche Velotto, anzi non era Gavazzi ma Castiglia.
parte il cross, colpo di testa di Malonga, pallone che finisce di nuovo su piede di Vitale, il cross, il tentativo con la punta del piede, la palla che sorvola la traversa, ci sarà ancora un calcio d'angolo per la Ternana. Lo reclama Gigi Vitale, era evidente la deviazione. Vitale con il sinistro ha provato a rimettere il pallone in mezzo, non era semplice da lì cercare quel tipo di giocata, l'ha fatta uguale Vitale, ha guadagnato un altro calcio d'angolo. Cross stavolta molto più lungo, dove non c'è nessun compagno di squadra. Ha calibrato male la forza del suo cross Vitale, quindi occasione sfumata per la Ternana. Indicazioni dalla panchina rossoverde. La Ternana che sta un po' soffrendo questo avvio bruciante del Vicenza, ma ha avuto comunque la Ternana delle occasioni importanti. Vicenza che invece ha avuto, come abbiamo avuto modo di dire, grazie al lavoro di Breda in settimana, un approccio mentale diverso alla partita. Ha iniziato con una grande intensità, mettendo anche in difficoltà in più di una circostanza la difesa della Ternana, al di là delle occasioni, la più importante delle quali Giacomelli su calcio di punizione, chiamato alla grande parata Ambrosi, ma una serie di inserimenti dei suoi esterni a mettere in difficoltà la difesa della Ternana. Diandaura recupera il pallone, lo riconquista di nuovo Castiglia, Nolè in mezzo a due avversari, Giacomelli riesce a sgusciare fuori, poi si va a prendere anche un fallo commesso da Diandà. Quindi Vicenza che rimane nel controllo delle operazioni, soprattutto nella metà campo della Ternana. Fallo commesso da Diandà proprio su Giacomelli. Riparte Di Matteo sulla fascia sinistra, la chiusura di Diandà. Pallone in mezzo che però viene preso da Pinardi. Ancora il Vicenza, limiti dell'area di rigore della Ternana, si incaponisce Gavazzi in un tentativo di dribbling, finisce col perdere il pallone, quindi Vitale prova ad eludere l'arrivo dei suoi avversari, chiede la collaborazione in Miglietta e Lauro, passaggio in avanti per Litteri per Sinigaglia all'indietro per Miglietta, l'apertura di Miglietta verso Nolè, mette il pallone a terra, ancora Nolè in mezzo per Sinigaglia, lo scambio con Diandà. Andare la Ternana, Sinigaglia ancora sulla fascia destra, stavolta prova a rimettere ancora in mezzo per Diandà, la chiusura da parte dei difensori del Vicenza, poi nuovamente la Ternana, Ferraro per Lauro, il sinistro di Lauro a pescare Litteri nel cuore dell'area di rigore, Brighenti in aiuto con Camisa riesce a chiudere l'azione della Ternana, a rilanciare poi quella del Vicenza. Un errore in disimpegno da parte di Meccariello costringe Ambrosi all'uscita fuori dall'area di rigore, efficace comunque la scelta di tempo da parte di Ambrosi. Ora Martinelli all'indietro verso Pinsoglio, il rinvio di Pinsoglio non è un granché, così come il colpo di testa di Meccariello. Riesce a domare il pallone Litteri, non riesce però a trovare la misura giusta per il passaggio a Vitale. Rimessa laterale dunque per il Vicenza con Brighenti. Malonga fermato ancora una volta da Meccariello, rinvio lungo, zona di campo dove però ci sono solo difensori del Vicenza. Gioco facile quello su Pinsoglio, timido segnale di pressing da parte della Ternana con Litteri, quindi Meccariello chiede la collaborazione di Dideo, la ottiene. Ferraro per Lauro, ancora il centrocampo della Ternana con Nolè, passaggio all'indietro verso Dideo che viene anticipato, poi nuovamente la Ternana in possesso palla con Ferraro, provano a sgusciar via in mezzo ai difensori del Vicenza, quindi Giacomelli si ferma addosso a Miglietta. Meccariello per Lauro, prova ad avanzare l'ex difensore del Cesena, il cross all'interno dell'area un po' troppo lungo, troppo sul portiere, nessun problema per Pinsoglio che manda il pallone fuori, perché prima nello scontro che c'era stato ha avuto la peggio Alex Pinardi, 2 gol per lui in questa stagione, entrambi su calcio di rigore. È lui che ha realizzato al 50° del secondo tempo il gol dell'ultima vittoria del Vicenza contro il Grosseto. Giocatore di grandissima qualità,
grande esperienza. Ha arretrato un po' il proprio raggio d'azione, soprattutto nei tempi di Modena agiva soprattutto da trequartista. Ora da Breda viene utilizzato come interno sinistro di centrocampo, costretto a rimanere fuori in questo momento Pinardi, quindi Vicenza momentaneamente in 10, un po' di difficoltà per lui, se non ho visto male, a coscia destra. Rinvio lungo di Pinsoglio alla ricerca di Malongà, il colpo di testa di Meccariello che praticamente lo segue come un'ombra. Diandà all'indietro per Ferraro, non c'è il pressing da parte del Vicenza, quindi la Ternana può giocare con relativa calma. Lauro, Miglietta, prova Malongà a soffiargli il pallone, Miglietta allarga il gioco sulla fascia destra, non ha un buon controllo. Diandà, costretto ad uscire Pinardi, evidentemente il malanno muscolare è più grave del previsto ed entra Gianvito Misuraka. Non cambia nulla nello scacchiere tattico del Vicenza, evidentemente ha ricevuto delle buone risposte Breda da questo avvio di partita e non può essere altrimenti, perché il Vicenza sta sicuramente giocando una buona gara. Quindi va Misuraka a prendere il posto di Pinardi in mezzo al campo. Litteri, lo scambio con Dideo che viene messo giù, si lamentano tutti i giocatori della Ternana. Secondo Velotto di Grosseto non è calcio di rigore, calcio di punizione, scusate, ci mancherebbe pure, era fuori area. La Ternana che continua ad attaccare, Diandà basso in area di rigore, ottimo l'intervento di Brighenti a mettere e spazzare via il pallone, era pronto Sinigaglia ad approfittare di un eventuale errore. Miglietta, Lauro all'indietro, non trova compagni liberi, quindi Meccariello avanza, palla al piede e poi preferisce scaricare nuovamente su Lauro. Vitale, la propria fascia per Sinigaglia, l'1-2 viene bene per la Ternana, il cross all'interno dell'area di rigore, anche stavolta troppo lungo, non ci arrivano né Litteri né Nolè. Comunque una buona iniziativa sempre a sinistra da parte della Ternana con lo scambio fra Vitale e Sinigaglia. Misuraka con il suo ingresso non è che diminuisce le qualità offensive del gioco del Vicenza, perché come Pinardi anche Misuraka, sebbene più giovane, nasce attaccante e poi piano piano nel corso della sua carriera ha arretrato il proprio raggio d'azione, quindi giocatore tecnicamente molto molto valido. Ora proprio l'appoggio di Misuraka per Di Matteo, poi non trova compagni liberi, preferisce appoggiare a Capitan Martinelli, quindi Camisa attaccato da Litteri. Camisa prova il lancio in profondità in direzione di Malongà che prova la torre o per Giacomelli o proprio per Misuraka. Nessun problema per Ambrosi. Partita che dopo i primi 15 minuti emozionanti e scoppiettanti sta vivendo un po' una fase di tranquillità, almeno per quanto riguarda le occasioni da gol, ma è stata decisamente una partita divertente finora quella fra Ternana e Vicenza. Mezzo al campo Gavazzi per Brighenti, lancio in profondità verso la zona presidiata da Malongà. Malongà non è riuscito ad arrivare, quindi rimessa in gioco da parte della Ternana. Lauro la lascia a Vitale. Vitale con le mani in direzione di Sinigaglia, poi che prolunga verso Litteri, prova ad andare via Litteri sull'out laterale, ingaggia un duello con Camisa, il pallone che finisce nuovamente in fallo laterale. Rugbisticamente la Ternana ha guadagnato un po' di metri superando la linea di centrocampo. Ancora Vitale, Miglietta allarga il gioco e cambia fascia verso Ferraro, quindi Dideo, ancora il lancio in profondità di Dideo verso Diandà che salta a vuoto, c'è Giacomelli a coprire su di lui, ancora Giacomelli che fa scudo con il corpo, non permette a Diandà di raggiungere il pallone e quindi la rimessa in gioco da parte del portiere del Vicenza Pinsoglio. 26 minuti 0-0, ma diverse occasioni da gol sia per il Vicenza che per la Ternana. Partita, come abbiamo detto, divertente, vivace,
ora prova ad andare via Di Matteo a Nolè, passaggio verso Malongà, il tocco da parte di Miglietta, Di Andà cerca di evitare il fallo laterale, non ci riesce. Rimessa in gioco già effettuata, Di Matteo all'indietro per Martinelli, Camisa trova compagni liberi, allora preferisce l'appoggio facile verso Brighenti. Buona l'iniziativa di Brighenti per mettere in movimento Semioli sulla fascia, ancora Semioli, il cross all'interno dell'area di rigore, arriva la chiusura da parte di Meccariello per impedire che sul pallone possano arrivare o Giacomelli o Malongà. Poi va subito a cercare il suo uomo, ovvero Dominique Malongà. Brighenti con le mani sempre in direzione di Gavazzi, che non riesce a controllare bene il pallone, si scontra anche con Dideo che subisce un colpo al volto, si chiariscono subito i due giocatori, riesce anche con l'arbitro Velotto. Davide Gavazzi, anche lui un gol in questa stagione nella partita contro il Brescia nel 2-2, ultimo gol segnato proprio da Gavazzi con la maglia del Vicenza. Nolè lascia sfilare il pallone, ha calcolato male il tempo del rimbalzo, regala così la nuova opportunità alla Vicenza di poter imbastire una manovra offensiva. Sul pallone naturalmente c'è Di Matteo, Vicenza molto offensivo negli uomini, pallone che rimane incastrato fra la schiena di Diandà e il petto di Miglietta. Ternana che comunque conserva il pallone, lo prova a giocare a sinistra su Vitale, quindi Sinigaglia di tacco verso Nolè, legge bene l'operazione Castiglia, ora avanza, palla al piede, pallone verso Semioli, ancora Castiglia verso Giacomelli che rientra molto come vedete fino a centrocampo, ancora Giacomelli, prova a far partire il suo sprint Giacomelli, poi preferisce appoggiare il pallone a Di Matteo che gli restituisce il pallone, controllato a vista da Miglietta. Giacomelli, ancora Giacomelli che riesce a far filtrare il pallone sempre verso Di Matteo, Di Andà lo controlla, pallone in mezzo, lo rimette fuori Dideo, pallone che viene poi controllato dalla difesa del Vicenza con Camisa e poi Brighenti, quindi ancora Castiglia. Avanza Castiglia, palla al piede, prova a fare pressing su di lui la Ternana con Dideo, appoggia al libero a Di Matteo, lo scambio nuovamente con Giacomelli, palla verso Misuraka, quindi ancora Di Matteo, cross in mezzo all'area di rigore, respinge la difesa della Ternana, poi ancora una volta il Vicenza prova a rialimentare la propria attenzione a Misuraka, limite dell'area, pallone per Giacomelli, forse in posizione regolare, ancora Giacomelli in area di rigore, tenta la punta, va a guadagnarsi un calcio d'angolo. Quinto calcio d'angolo per il Vicenza in questa prima mezz'ora di gioco. Da una palla che sembrava innocua, Misuraka è riuscito a mettere in movimento Giacomelli. Ora ancora una volta Giacomelli per Semioli, cross buono all'interno dell'area di rigore, sempre la difesa della Ternana a mettere fuori, attenzione al tiro di Gavazzi, buona la coordinazione, meno la mira, ma non era assolutamente facile riuscire a tenere basso questo pallone per Davide Gavazzi, che ha tentato il colpo nei limiti dell'area. Non molto preoccupata Ambrosi, pallone che è finito un bel po' fuori dalla porta difesa dal capitano della Ternana. Sempre 0-0, un po' più di Vicenza in questo primo tempo, perlomeno come manovra, non solo come occasioni da gol, che comunque ci sono state anche da parte della Ternana. Vicenza che, come abbiamo detto, ha avuto un approccio completamente diverso rispetto alle precedenti partite di questo campionato di Serie B. L'idea di tutti i giocatori intervistati in settimana è quella di dover invertire proprio questa tendenza, dover capire che la squadra non è male, quindi acquisire consapevolezza nei propri mezzi, un po' quello che è successo anche alla Ternana all'inizio stagione. Attenzione a Misuraka, prova il numero, ora con il sinistro, il cross all'interno dell'area di rigore dalle parti di Semioli, il pallone che viene buttato fuori dall'area di rigore dal colpo di testa di Vitale. Gavazzi insegue il pallone per rimetterlo subito in gioco con le mani, sempre verso Semioli, ancora Semioli all'indietro per Brighenti che colpisce Lauro, ancora Brighenti che va a rincorrere il pallone, dietro per Camisa, cambia completamente gioco dall'altra parte dove c'è Di Matteo, pallone ancora una volta per Castiglia
che è il giocatore Castiglia che fa da collante tra la fascia destra e la fascia sinistra del Vicenza, dove il Vicenza attacca da una parte e dall'altra con 3 uomini, ovvero i 2 terzini, i 2 interni di centrocampo che si allargano molto, ovvero Gavazzi e Misuraka, e poi 2 esterni offensivi, ovvero Semioli da una parte e Giacomelli dall'altra. Questo tipo di impostazione sta mettendo un po' in difficoltà la Ternana. Nel contempo il Vicenza non sta soffrendo per vie centrali, dove tecnicamente avrebbe inferiorità numerica. Attenzione ancora a Semioli, all'indietro ancora per Brighenti, cross all'interno della rigore, ottimo intervento di Meccariello in anticipo su Malongà, pallone di nuovo in rimessa laterale. Ora di nuovo ad opera di Brighenti, ancora un cross, ancora toccato dai difensori rossoverdi, ancora una volta il calcio d'angolo. 6 tiri dalla bandierina per il Vicenza, e se da una parte è Vitale ad occuparsene, dall'altro però Vicenza è Semioli. Batte ora, cross morbido all'interno dell'area, prova ad andare a colpire di testa Malongà, arriva prima di tutti però un difensore della Ternana, nella fattispecie credo sia stato Sinigalli ad anticipare Malongà, e nuovamente un calcio d'angolo per il Vicenza. Sempre Semioli dalla bandierina, è salito anche Camisa, Malongà non trova il pallone, attenzione a Giacomelli, limite dell'area, Giacomelli si prepara per il tiro con il destro, Meccariello, poi Di Deo, ancora Giacomelli, stavolta è Ferraro a intervenire, scatena un po' il flip per la Ternana, ora può andare in contropiede, colpo di testa, mettere in movimento Nolè, che poi prova ad allargare il gioco verso Litteri, forse è troppo lungo il pallone, Nolè viene fermato in maniera irregolare e, come nel caso di Lauro, arriva l'ammonizione anche per Di Matteo, che si è trovato ad affossare Nolè. L'arbitro ha aspettato che si potesse concretizzare il vantaggio, non è arrivato Litteri sul pallone di Nolè e quindi è arrivata l'ammonizione per Di Matteo. Punizione già battuta, passaggio profondo in direzione di Sinigaglia, anticipato però dai difensori del Vicenza. Ora Brighenti manda il pallone il più lontano possibile, sempre però nella zona di Malongà, stavolta anticipato da Meccariello, ancora una volta Di Deo, per 2 volte tocca il pallone, chiede la collaborazione di Vitale, poi Sinigaglia, ancora Di Deo, allarga il gioco sulla destra, attenzione a Nolè che intercetta il passaggio, Nolè tenta il tiro centrale, Pinsoglio si abbassa senza alcun problema. Buono l'aggancio di Nolè, anzi perfetto, probabilmente il tiro, anzi l'apertura di Deo era diretta verso Diandà. Nolè ha visto lo spiraglio giusto per poter mettere giù il pallone per tentare il tiro, non ha trovato però la giusta angolazione il tiro di Raffaele Nolè. Buona la risposta da parte di Pinsoglio, molto gioco come vedete anche dai numeri da parte del Vicenza, pochissime le conclusioni in porta. La Ternana, che cerca di rispondere colpo su colpo al Vicenza, ha avuto forse più opportunità. Giacomelli in mezzo al campo, allarga il gioco dove c'è Brighenti, Semioli all'indietro per Camisa, quindi ancora Brighenti in avanti per la buona giocata di Semioli, pallone in mezzo, Malongà, Meccariello, poi Lauro, pallone che non esce, quindi Malongà in qualche modo riesce ad andare via in mezzo a 2 avversari, si lamenta Malongà per una possibile trattenuta di Lauro, l'arbitro ha fatto ampi cenni che si poteva proseguire, vedremo se le lamentele di Malongà hanno diritto di essere motivate o meno. In presa diretta insomma non mi è sembrato che l'intervento da parte di Lauro fosse irregolare, nel frattempo si accascia al suolo un giocatore della Ternana, una fattispecie Litteri, probabilmente per un colpo ricevuto alla caviglia sinistra. Vedete Martinelli sta chiedendo a Malongà se era fallo, quello su di lui. Dolore intanto per Litteri, io sinceramente non ho visto perché Litteri è caduto, probabilmente uno scontro di gioco e immaginiamo anche piuttosto doloroso, forse con Camisa. Litteri altro ex, come abbiamo avuto modo di ricordare, si sincerano i dottori della Ternana delle condizioni di Litteri che non sta bene. Non so se abbiamo possibilità di rivedere il contatto
in area di rigore, eccolo qua, Malongà con Lauro, insomma la trattenuta ci può stare. Malongà sicuramente appena sente la mano di Lauro sulla sua spalla accentua la caduta, non fa assolutamente nulla per rimanere in piedi, però quella mano di Lauro sulla spalla sinistra di Malongà poteva indurre l'arbitro anche a poter fischiare un calcio di rigore. In presa diretta, come ho avuto modo di dire, non mi è sembrato affatto che l'intenzione, cioè che il fallo di Lauro fosse così evidente. Rimango della stessa opinione, nel senso che Lauro ha sicuramente cercato di ostacolare Malongà, allo stesso momento Malongà non ha fatto nulla per continuare ad andare sul pallone, che forse considerava anche perso. Era una situazione estremamente difficile per poter continuare a giocarlo. Lamentela che comunque ci può stare, soprattutto dal punto di vista dell'attaccante, e naturalmente ci prova. Malongà ancora in possesso palla, Brighenti, sale Brighenti, può scaricare sulla fascia destra dove c'è Semioli, il cross bello in area di rigore, sempre alla ricerca di Misuraka in due tempi. Ambrosi, Misuraka solo in area di rigore, ha provato a piazzare il pallone di testa, bello il cross di Semioli, palla per Misuraka, la vede sbucare all'ultimo Ambrosi in due tempi, impedisce anche a Giacomelli di poter intervenire sull'eventuale ribattuta. Fa i complimenti Misuraka a Semioli, mentre ora è a terra Malongà. Occasione comunque importante per il Vicenza, ha tentato il colpo piazzato, mentre nel frattempo, come vedete, è costretto a uscire Litteri ed entra Dumitru per il colpo ricevuto da Camisa qualche minuto fa. Dumitru che quindi va a prendere il posto di Litteri al centro dell'attacco. Per un attimo mi era sembrato che anche per Malongà fosse necessaria la sostituzione, perché vedevo i giocatori intorno a Malongà che facevano il cenno del cambio, ma probabilmente si riferivano proprio al cambio, avvisando l'arbitro, che stava effettuando in quel momento per la Ternana con Nicolau Dumitru, di proprietà del Napoli, in prestito alla Ternana, per Gianluca Litteri. Due sostituzioni dunque già effettuate, una da parte del Vicenza, una da parte della Ternana, entrambe per infortunio. È uscito Pinardi, è entrato Misuraka per il Vicenza, è uscito Litteri, è entrato Dumitru per la Ternana pochi istanti fa. Ultimi 6 minuti da giocare, più eventuale recupero che ci sarà in questo primo tempo, per una partita sicuramente interessante, giocata bene da tutte e due le squadre. Vicenza più manovriero, la Ternana che ha avuto importanti occasioni da gol, tante quante il Vicenza. Vicenza che ora prova a rimbastire di nuovo con Capitan Martinelli, che fornisce il pallone a Camisa, avanti per Malongà, passaggio in profondità verso Giacomelli e alla fine Di Andalo perde. Misuraka ancora con Giacomelli al lato, sempre Misuraka preferisce il pallone verso Giacomelli, ancora Giacomelli che punta Ferraro, c'è il raddoppio anche di Miglietta, Giacomelli prova a sgusciar via, prova il cross, ancora una volta chiuso in calcio d'angolo. È la soluzione preferita questa dagli attaccanti del Vicenza, provare a puntare gli avversari e crossare in mezzo. La Ternana è stata molto brava finora a chiudere gli spazi, mandando il pallone in calcio d'angolo. Al momento sono 8 i calci d'angolo battuti dal Vicenza in questi primi 40 minuti. Giacomelli prova ancora una volta il cross, come vedete non c'è stato stavolta il calcio d'angolo. La Ternana ha recuperato il pallone, può andare Dumitru che spedisce il pallone dalle parti di Sinigaglia, troppo veloce l'invito da parte di Dumitru per il suo compagno di reparto. Poi ancora Dumitru che riesce ad andare via bene a Gavazzi ma non a Brighenti. Allora è Dideo che recupera il pallone, Miglietta, Vitale, ancora Miglietta in avanti sempre verso Dumitru. Ha avuto un buon impatto con la partita Nicolau Dumitru, così come Misuraka che è subito entrato nel match. Dumitru che di fatto ha segnato il primo gol della Ternana in questo campionato, il 2-0 ad Empoli, ed è il primo paradossalmente perché il primo gol della Ternana in questo campionato è stato un autogol.
Dumitru ancora per Diandà, che ha buon campo avanti a sera, ancora Diandà, può andare in corsa, Diandà entra in area di rigore, c'è anche Sinigaglia, Diandà mira la porta e trova invece il piede di Misuraka, che è stato assolutamente straordinario. Ha perso un po' di tempo Diandà per cercare l'angolo giusto, poteva sia tirare in porta che effettuare un passaggio all'interno dell'area di rigore per Sinigaglia, ha preferito la conclusione, è stato eccezionale Camisa a chiudere lo spazio del tiro al giocatore della Ternana. Vale come una parata l'intervento di Camisa. Tanto ancora gioco fermo in mezzo al campo, c'è un giocatore del Vicenza a terra. Si tratta di Gavazzi. Ancora Gavazzi che continua a lamentarsi con il suo avversario. Si tratta di Lauro, già stato ammonito Lauro proprio per un intervento su Gavazzi, anche in questo caso un intervento piuttosto duro. L'arbitro mi è sembrato che abbia fatto cenno a Lauro, attenzione che gli sta tenendo d'occhio. Comunque un duello molto ruvido quello fra Lauro e Gavazzi. Riprova il Vicenza in questi ultimi minuti con Di Matteo che viene assaltato da Nolè, se ne va bene Di Matteo con la sua tecnica individuale, ancora Di Matteo, stavolta all'indietro per Misuraka. Per il movimento di Malongà preferisce allargare il gioco sulla fascia destra dove è salito Brighenti, ancora Brighenti in possesso palla, all'indietro per Semioli, scambio ancora una volta con Gavazzi, pallone che finisce nuovamente in fallo laterale, rimessa in gioco per il Vicenza. Gavazzi lascia ad occuparsene sia Brighenti, con le mani allora Brighenti lungo il cuore dell'area di rigore della Ternana, prova in qualche modo la difesa della Ternana a mettere fuori, pallone che rimane pericolosamente lì, poi Diandà prova ancora una volta a mettere il turbo ad andare via sulla fascia, stavolta l'intervento irregolare da parte di Giacomelli. Credo che anche in questo caso arrivi il cartellino giallo, molto plateale il fallo da parte di Giacomelli, inevitabile il cartellino per uno degli ex di questa partita. Se ne stava andando Diandà di corsa sulla fascia destra per fermarlo Giacomelli, prima con un braccio poi con il piede, il volo di Diandà proprio sotto gli occhi del quarto uomo, assolutamente inevitabile il cartellino giallo. E quindi ora arriva anche la scusa da parte di Giacomelli per Diandà, abbiamo avuto modo di dirlo durante la telecronaca, compagni di squadra lo scorso anno alla Ternana. Lauro sinistro alla ricerca di Nolè, colpo di testa in mezzo al campo di Miglietta, poi di Deo, poi Meccariello prova a mettere in movimento Sinigaglia che con il petto intendeva servire Dumitru, riparte però il Vicenza ancora con Malongà, sulla destra si è mosso bene Semioli, pallone per lui, allora ancora Semioli, limite dell'area di rigore, lo ferma di Deo con un po' di esperienza insieme anche ai difensori, quindi Miglietta prova a rimettere in movimento ancora Dumitru, il colpo di testa da parte di Brighenti, palla in fallo laterale, anzi il colpo di testa era da parte di Camisa, quindi Dumitru, ancora una volta Dumitru, mezzo al campo, saranno 2 minuti di recupero, si giocherà fino al 47esimo. Nolè, c'è largo Diandà, prova a servire invece in profondità a Sinigaglia, pallone che rimane lì nonostante l'intervento di Martinelli, quindi Diandà. Ternana che si è svegliata un po' più propositiva nel finale di partita, il lancio sbagliato stavolta da parte di Miglietta, troppo profondo per Vitale che stava cercando di aumentare la pressione anche sulla fascia sinistra, pallone che però si perde sul fondo, iniziato da 20 secondi il recupero, Pinzoglio rimetterà il pallone dunque in gioco lungo il rinvio del portiere del Vicenza, se ne va molto bene Semioli con un grande gioco, ancora Semioli che punta Lauro, il cross basso in mezzo, quasi un tiro, non raggiunge né Malongà né Giacomelli, può ripartire la Ternana, ha avuto gioco Falci Lambrosi, quindi Sinigaglia che mette in movimento Nolè, poi Sinigaglia si butta nello spazio, riceve il pallone di ritorno da Nolè un po' troppo corto e quindi Martinelli che ha letto bene l'azione, e ancora il Vicenza, non c'è un attimo di pausa in questo finale di partita, ancora Di Matteo sulla fascia sinistra, lo insegue Nolè, si ferma Di Matteo, pallone in mezzo al campo
dove c'è Castiglia per Gavazzi. Ora rallenta un po' il suo movimento il Vicenza. Brighenti per Semioli prova a puntare ancora Dumitru, pallone all'indietro ancora per Gavazzi, quindi Di Matteo all'indietro per Martinelli, chiude in avanti il Vicenza. Camisa, ultimo uomo dei suoi, Brighenti, passaggio verso Franco Semioli, non trova compagni liberi, tutta la Ternana sotto la linea del pallone. Martinelli per Castiglia, finisce qui forse con qualche secondo d'anticipo il primo tempo. 0-0 fra Ternana e Vicenza, un buon primo tempo, divertente, occasioni tante da una parte e dall'altra. Ci fermiamo soltanto 15 secondi e poi torniamo ancora in diretta qui da Liberati. Di nuovo immagini in diretta dallo stadio Libero Liberati di Terni. Ternana e Vicenza sono negli spogliatoi per i 15 minuti di intervallo dopo una buona prima parte di gara. 0-0 dopo i primi 45 minuti, buone occasioni da una parte e dall'altra, più manovriero il Vicenza, forse più pericolosa la Ternana. Non abbiamo ricordato durante la visione dei momenti più importanti di questo primo tempo una protesta che ha fatto il Vicenza per un presunto fallo di rigore ai danni di Malongà, un fallo che eventualmente avrebbe commesso Lauro. Abbiamo avuto modo di rivedere l'azione in diretta e probabilmente il replay ha confermato quanto avevamo avuto come impressione durante la diretta, ovvero che Malongà si sia lasciato cadere. Il contatto della mano di Lauro sulla spalla di Malongà c'è stato, perché effettivamente c'è stato, ma non è sembrato così importante da consentire a Malongà di buttarsi e di tuffarsi, insomma non ha rallentato così tanto la corsa di Malongà. Stiamo parlando di un'azione che poi si è svolta sulla linea di fondo dell'area di rigore della Ternana, dove Malongà, chiuso da due avversari, ha cercato di andare via con un tacco e poi è caduto. Ripetiamo, la mano, il tocco di mano con la mano sinistra sulla spalla di Malongà c'è stato, ma la sensazione è che non sia stata una trattenuta tale da impedire a Malongà il proseguire della corsa e quindi tale da far cadere Malongà come è accaduto in quel modo. Le proteste ci sono state, più che altro da parte di Malongà. Poi nel corso della camminata verso lo spogliatoio, il capitano del Vicenza Martinelli ha anche chiesto all'arbitro dell'incontro, Velotto di Grosseto, la sua interpretazione su questo gesto, e Velotto ha spiegato, abbiamo avuto modo insomma di vederlo, che a suo avviso l'intervento che aveva subito Malongà non era da rigore. Quindi definirei risolto anche questo caso. Poi naturalmente sentiremo anche quello che avranno da dire i protagonisti diretti dell'episodio al termine della partita. Una partita che è stata sicuramente divertente, anche i numeri stanno un po' a fotografare quella che è stata la gara di oggi, questo primo tempo di oggi fra Ternana e Vicenza. Una Vicenza che ha premuto di più, una Ternana che è andata un po' in difficoltà soprattutto sulla fascia, sulla sua propria fascia destra, quindi sulla fascia sinistra d'attacco di Vicenza, soprattutto nella seconda parte del primo tempo. 8 calci d'angolo in favore del Vicenza stanno a testimoniare che sono arrivati molti cross, ma stanno anche a testimoniare che la difesa della Ternana, i centrali della Ternana sono stati molto accorti, non hanno concesso di fatto occasioni da gol agli avversari. Primo, l'unico grande vero tiro in porta del Vicenza è stato al secondo minuto su calcio di punizione di Giacomelli. La Ternana ha fatto di necessità virtù, ha sofferto molto in difesa, ha cercato di andare in contropiede, ha avuto un paio di occasioni importanti, una con Litteri importantissima, è stato molto bravo Pinzoglio a chiudergli lo specchio, l'altra con le altre due con Nolè, che non è stato abbastanza preciso nell'impensierire Pinzoglio. Ternana molto, come abbiamo detto, molto accorta anche in occasione di un tiro a botta sicura di Malongalli. È stato davvero strepitoso Lauro a chiudere lo specchio della porta, l'attaccante francese, oggi schierato come prima punta, attaccante che ha segnato 5 gol nelle prime 4 partite, che però ora da 4 incontri non riesce più a trovare la porta, nonostante il palo preso proprio domenica scorsa contro il Padova. Le squadre stanno per rientrare in campo, allora noi ci fermiamo soltanto 15 secondi, super spot, e poi torniamo per il secondo tempo. Le protezioni sotto scocca, togliamole. No, non se ne accorge nessuno. E immagini il risparmio. Ma proteggono dalla corrosione. Ah, tutti esperti qui dentro, eh? Polo, da 10.900 euro.
Ed eccola allora di nuovo in campo Ternana e Vicenza per questo secondo tempo. Non dovrebbero cambiare le formazioni rispetto ai primi 45 minuti, ci sono state già 2 sostituzioni, entrambe per infortunio. La squadra di Breda, che vedete ora inquadrato, continua con il suo 4-3-3, non c'è più Pinardi rispetto agli 11 iniziali, c'è Misuraka, mentre invece vedete inquadrato Nicolau Dumitru, l'altro nuovo ingresso chiaramente per la Ternana in questo secondo tempo, perché è uscito anche lui per infortunio Gianluca Litteri, al suo posto appunto proprio Dumitru. Non c'è Toscano, come abbiamo avuto modo di dire durante la telecronaca, e Michele Napoli a guidare oggi la squadra, allenatore in seconda della squadra rossoverde. Toscano squalificato per un turno dopo le proteste in seguito al rigore concesso allo Spezia nell'ultimo turno di campionato, rigore concesso al 91esimo. Ternana che ha avuto, come abbiamo detto, buone occasioni da gol, perché ha avuto forse le occasioni da gol più importanti, ma ha sofferto anche il Vicenza, che ha collezionato diversi calci d'angolo, nella fattispecie 8, e che ha messo in difficoltà la difesa della Ternana, che si è fatta sempre trovare preparata. Inizia il secondo tempo dunque fra pochissimo. Ternana che vuole continuare la sua striscia positiva, 2 pareggi e 4 vittorie nelle ultime 6 partite. Il Vicenza che invece, come abbiamo detto, vuole assolutamente riscattarsi dopo le 2 sconfitte consecutive, soprattutto dopo la sconfitta con il Padova nel derby dello scorso turno di Serie B. Calcio d'inizio naturalmente in favore del Vicenza, visto che nei primi 45 minuti era toccato alla Ternana. Quadrato Giacomelli, protagonista sicuramente di un ottimo primo tempo. Abbiamo avuto modo di dire anche di lui, del fatto che è un ex e che lo scorso anno ha partecipato alla promozione della Ternana, insieme peraltro a un altro giocatore che è attualmente in rosa al Vicenza e che è in panchina, ovvero Domenico Danti, che ha un rapporto particolare, Danti, anche con l'allenatore della Ternana Toscano, visto che insieme erano a Cosenza, dove Toscano è riuscito nell'impresa di portare il Cosenza dalla Serie D alla Lega Pro prima divisione, e in quella squadra c'era anche Domenico Danti, che l'allenatore della Ternana ha voluto con sé nello scorso campionato. Per questa stagione sportiva invece i loro destini si sono divisi. Iniziato dunque il secondo tempo con il Vicenza, controllo delle operazioni in mezzo al campo. Miglietta prova a dar fastidio a Misuraka, Misuraka riesce ad eludere l'intervento del centrocampista avversario, c'è anche Diandà su di lui, poi Nolè, finisce a terra Misuraka. Secondo l'arbitro è tutto regolare. Nolè in mezzo al campo per Miglietta, arriva anche Lauro, fascia sinistra per Vitale, che con l'esterno sinistro butta il pallone in mezzo. Dumitru non trova più il pallone in mezzo alle proprie gambe, quindi Castiglia rinvia lontano verso Malongà, poi Di Deo con il tacco, quindi ancora Dumitru in mezzo a 3 avversari, finisce col perdere il pallone. Gavazzi per il Vicenza, ancora Gavazzi, avanza palla al piede Gavazzi, prova lo scarico su Semioli, ancora largo Gavazzi, prova a servirlo sulla corsa, ancora Gavazzi, di fronte a lui c'è Vitale, Gavazzi con il sinistro, il cross morbido in area di rigore, saltano tutti, non trova il pallone nessuno, rimessa dal fondo, dunque per la Ternana. Buona iniziativa di Gavazzi sulla fascia destra, il cross all'interno dell'area, non ci è arrivato Malongà, non ci sono arrivati i difensori della Ternana. Rimessa in gioco per la squadra di casa con il capitano Stefano Ambrosi. Invio molto lungo a superare il centrocampo, colpo di testa di Miglietta che subisce fallo, punizione dunque per la Ternana. Il pallone di Miglietta lo gioca subito corto su Di Deo, arriva Lauro, servito, c'è Sinigaglia libero in avanti, servito anche lui, il passaggio di ritorno verso Lauro un po' difficoltoso, quindi anche il controllo di Lauro non è un granché. Pallone che finisce in fallo laterale, scuote un po' la testa Maurizio Lauro. Ternana perde l'opportunità di poter imbastire un'azione offensiva. Ci prova allora il Vicenza con Brighenti con le mani verso Malongà, controllato da Meccariello, senza fallo, la Ternana riconquista il pallone. Di Deo in avanti per Nolè, il colpo di tacco verso Dumitru, il colpo di testa di Brighenti, poi ancora una volta l'anticipo di Lauro. Di Deo cade e stavolta il fallo c'è da parte di Gavazzi, che indica di aver preso il pallone. Punizione però per la Ternana, ha spostato Gavazzi Di Deo, poi è andato a prendersi il pallone. Punizione naturalmente già battuta da parte della Ternana. Miglietta in avanti per Dumitru, che ha un buon numero. Dumitru, limiti dell'area di rigore, ancora Dumitru, 3 avversari su di lui, evidentemente è temuto dai giocatori del Vicenza, addirittura triplicata la marcatura su Nicolau Dumitru. Vitale ancora per Dumitru, Sinigaglia, può andare Vitale, un po' di campo avanti a sé, Vitale prova a accendere il motore
non ha un buon controllo Vitale, la chiusura da parte addirittura di Semioli che è andata a rincorrere Vitale, per un attimo Vitale torna in possesso del pallone, forse subisce fallo, pallone che finisce fuori. La rimessa laterale è per la Ternana, zona di attacco, naturalmente se ne occupa Gigi Vitale. Sinigaglia prova il cross, trova l'angolo, no, almeno non secondo l'arbitro, e quindi rimessa dal fondo già effettuata, sbagliando però rischia un po' il Vicenza, riesce comunque a mantenere il controllo delle operazioni con Misuraka, mezzo al campo Misuraka, di fronte a lui c'è Giacomelli, lo serve, affrontato da Diandà, Giacomelli, il pallone di ritorno per Misuraka, c'è su di lui Ferraro ora, ancora all'indietro per Giacomelli, arriva anche Nolè, quindi Di Matteo, riparte da dietro, riparte da Martinelli il Vicenza, quindi Camisa, hanno toccato il pallone praticamente tutti i giocatori del Vicenza, la chiusura su Semioli da parte di Lauro, con i piedi Ambrosi a scavalcare la linea dei difensori della Ternana, prova a saltare Sinigaglia, non riesce a raggiungere il pallone che viene controllato sempre dai difensori del Vicenza. Camisa, invio lungo, ancora una volta la testa di Lauro in anticipo su Semioli, quindi Dumitru in mezzo per Nolè che ha un buon controllo, riesce a mettere a terra il pallone, ancora Nolè, può andare via, mezzo a tre avversari, muro su di lui, punizione per la Ternana proprio sotto gli occhi di Velotto. Brighenti si è disinteressato del pallone, si è piantato in terra, non poteva fare altro che sbattere addosso a lui, punizione dunque per la Ternana, se ne occuperà Vitale. Sentite le indicazioni di Pinsoglio, vuole soltanto un giocatore in barriera, quindi rimane soltanto Franco Semioli. Giacomelli va a riprendersi la sua posizione sull'out di sinistra. Tutti i giocatori del Vicenza concentrati in un fazzoletto, parte Vitale, il pallone in mezzo al mucchio, in qualche modo la difesa del Vicenza proprio con Giacomelli che spedisce il pallone il più lontano possibile. Maurizio Lauro di testa, pallone verso Dumitru, poi Sinigaglia in area di rigore, ancora la Ternana, Sinigaglia in mezzo, non c'è nessuno dei suoi compagni, c'è la testa di Martinelli, calcio d'angolo per la Ternana, si dispera Guido Di Deo, posizione di centravanti, molto bravo Martinelli a leggere la situazione sul cross di Sinigaglia, a mandare il pallone in calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo per la Ternana. Parte il cross, il colpo di testa di Malongà, pallone che finisce nuovamente sui piedi di Nolè, cross ancora in mezzo, sempre ottimo la lettura da parte della difesa, credo sempre da parte di Martinelli, e poi c'è il fallo fischiato da Velotto su indicazione di Valeriani. Diandà viene ammonito per un intervento su Giacomelli, quindi terza ammonizione, fallo brutto era, giusta anche l'ammonizione per Salif Diandà che ha sofferto soprattutto nella parte centrale del primo tempo le iniziative di Giacomelli, poi riscattandosi un po' nel finale nelle buone corse. È stato ammonito anche Giacomelli, ci eravamo dimenticati della sua ammonizione per un fallo proprio su Diandà. Colpo di testa di Dideo a anticipare Semioli, che buona occasione poco fa dunque della Ternana con il cross di Sinigaglia messo in calcio d'angolo da Daniele Martinelli. Ancora Dumitru molto bene, prova ad andare via, c'è Sinigaglia vicino a lui, ancora Dumitru, abbiamo la sovrapposizione Sinigaglia, pallone all'indietro verso Dideo in mezzo al campo per Miglietta lascia per Nolè, buona la sovrapposizione di Diandà, Ternana più manovriera rispetto al primo tempo, Diandà prova a entrare in area, il cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa di Gavazzi a rimettere fuori, poi Nolè prova a saltare, cerca il tiro, la conclusione da fuori, Miglietta colpisce il pallone, non lo colpisce bene, pallone sporco, non arriva neanche sui piedi di qualche suo compagno di squadra come ad esempio l'inquadrato Sinigaglia. Spegne così un'altra opportunità per la Ternana, decisamente meno pericolosa rispetto alla precedente, quella con Sinigaglia con il cross messo in calcio d'angolo da Martinelli.
Semioli, Gavazzi, quindi Castiglia, Misuraka, Di Matteo all'indietro per Carlo Pinsoglio, rinvio lungo a scavalcare il centrocampo, colpo di testa ancora da parte dei centrocampisti della Ternana. Dumitru per Diandà, Miglietta, Ferraro, metà strada fra Meccariello e Lauro, ci arriva Lauro con grande tranquillità, Sinigaglia scambia con Di Deo, poi il passaggio in profondità verso Dumitru, la lettura attenta da parte di Camisa, era troppo profondo il passaggio di Di Deo verso Dumitru. Vitale verso Sinigaglia, mette il pallone a terra Sinigaglia, passaggio poi all'indietro per Meccariello, la Ternana riparte dalla retroguardia, quindi Ferraro in avanti per Diandà. Diandà prova ad andare via, preferisce l'appoggio semplice su Miglietta, ancora Ferraro, ancora per Meccariello, si è chiuso molto bene il Vicenza, ora prova il passaggio in profondità verso Vitale, molto bravo Semioli anche in fase di copertura, molto sacrificio da parte delle due ali offensive del Vicenza. Va a prendersi ora un fallo Dumitru, posizione interessante, fallo commesso da Brighenti, è entrato bene anche Dumitru nella partita, sia Brighenti che Gavazzi su di lui. Ora Pinsoglio ne vuole due in barriera e quindi Giacomelli e Semioli, solito schema rispetto a quello precedente, uguale, con Vitale con il sinistro sul pallone, cercherà di tagliarlo per un colpo di testa dei suoi compagni di squadra. Cross di Vitale, stavolta lungo, prova l'intervento, la parata da parte di Pinsoglio, poi Nolè, ancora Pinsoglio, la palla che rimane lì. La Ternana protesta per un possibile colpo di mano in aria, lo vedremo fra poco. Ancora la Ternana in possesso palla, limiti dell'area di rigore, in affanno la difesa del Vicenza che spedisce il pallone lontanissimo. Doppia opportunità nel giro di 10 secondi per la Ternana, chiamato due volte alla parata Pinsoglio. Ed ora con Meccariello che è rimasto a terra, che va a sincerare delle sue condizioni l'arbitro Velotto. Meccariello si rialza, c'è stato un po' di confusione nell'area di rigore del Vicenza, evidentemente ha ricevuto una botta Meccariello, forse era quello il fallo a cui si faceva riferimento. Qui intanto vediamo il cross di Vitale, proprio Meccariello che prova la deviazione, la parata di Pinsoglio, poi Nolè, ancora Pinsoglio, poi tutti si lamentano, sinceramente non c'è alcun tocco di mano, quindi assolutamente tutto regolare nell'area di rigore del Vicenza. Doppia parata di Pinsoglio però su Meccariello e Nolè. Nel giro di 10 secondi Ternana vicinissima al gol dell'1-0, molto reattivo Carlo Pinsoglio, cresciuto nella Juventus, è arrivato allo scorso gennaio a Vicenza, quest'anno è il titolare da alcune presenze nella passata stagione, arrivato dal Pescara dove non ha avuto un buon rapporto con Zeman. Ambrosi, colpo di testa di Brighenti ad anticipare Sinigaglia, calcio di punizione in favore del Vicenza. Intanto c'è una sostituzione, entra Mustacchio ed esce Malongà, stavolta sì che può cambiare il modulo del Vicenza, si copre un po' di più. Mustacchio è un centrocampista, ex Sampdoria, arrivato anche lui a gennaio 2011, si ridisegna quindi in campo. Evidentemente Breda ha visto qualche problemino di troppo in questo avvio di gara del secondo tempo, naturalmente per il Vicenza, e quindi ha preferito mettere un giocatore in fascia come Mustacchio, che in realtà può giocare anche da prima punta, chiaramente non ha le stesse caratteristiche che
a Malongà, ma è un giocatore offensivo. Adesso vedremo dove si sistemerà, probabilmente a logica dovrebbe andare a ricoprire lo stesso ruolo di Malongà. Dumitru prova ad attaccare Dumitru dal lato corto dell'area di rigore, prova ad incunearsi, si va a guadagnare questo calcio d'angolo, il quarto della Ternana in questa partita, il secondo di questo secondo tempo. È un Vicenza che sta soffrendo un po', evidentemente rispetto alla sostituzione di cui stavamo parlando. Plasmati non è al top della condizione, altrimenti sarebbe stato più logico vedere lui. Il cross che finisce sulla fronte, Miglietta, pallone che rimane lì, poi c'è il fallo sul portiere del Vicenza, Pinsoglio, da parte di Nolè. Ternana molto più aggressiva in questo secondo tempo piuttosto che nel primo, con Vicenza con un atteggiamento diverso. Un colpo di faccia di Miglietta, poi Nolè ostacola Pinsoglio in area piccola, il portiere non si può toccare, è fallo al primo contatto, il fallo è stato fischiato. Il rinvio allora di Carlo Pinsoglio, autore di una stupenda parata pochi minuti fa che ha impedito alla Ternana di andare in vantaggio. Prova a lottare sul pallone Dumitru, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Vicenza, quindi la rimessa in gioco è per la Ternana. Vitale naturalmente con le mani, vicino a lui c'è Sinigaglia, il movimento in mezzo al campo di Deo, un po' di spazio di Deo, pallone per Norea, all'indietro per Miglietta, arriva Diandà, Miglietta tenta la conclusione da fuori, tiro centrale. Tentato comunque la conclusione Chris Miglietta, anche lui lo scorso anno protagonista della promozione della Ternana. Passaggio lungo verso Giacomelli, spalla a spalla con Ferraro, non si passa, rimessa laterale per la Ternana. Un po' di senso di rivalsa legittimo, naturale da parte di Giacomelli nei confronti della sua ex squadra, anche se in settimana Giacomelli e Danti hanno detto che se dovesse capitar loro l'occasione di segnare non esulterebbero. Semioli, passaggio basso per Gavazzi, il tiro di Gavazzi, la palla che finisce abbondantemente alla sinistra di Ambrosi. Primo tiro verso la porta del Vicenza in questo secondo tempo, Vicenza meno spettacolare rispetto al primo. Breda però chiede la stessa intensità. Ora Ambrosi invece chiama i suoi ad andare il più lontano possibile, si ridisegna dunque il tridente della Ternana con Nolè, Dumitru, Sinigaglia. Dumitru di testa proprio verso Nolè e Sinigaglia, arrivano prima i difensori del Vicenza, quindi Diandà che lotta con Giacomelli, Giacomelli cade, non c'è fallo secondo l'arbitro, c'è anche Gavazzi su di lui, ancora Diandà, lotta sul pallone, regala poi il pallone a Giacomelli. Può partire il Vicenza, Miglietta e Ferraro in chiusura proprio su Semioli, non Giacomelli, scusate, quindi Gavazzi ancora sul pallone, Miglietta, Gavazzi, il cross all'interno dell'area, troppo lungo per tutti, palla che sfila sul fondo, nessun problema, aveva provato anche il nuovo entrato Mostacchio ad inserirsi sul cross da parte di Gavazzi. Passa anche Castiglia sul rilancio lungo di Stefano Ambrosi, prova a pescare Sinigaglia a sinistra, non ci riesce, prova a partire il contropiede ora Mustacchio prova ad andare via sul lato corto dell'area di rigore, di fronte a lui c'è Vitale, in mezzo pallone che filtra ancora una volta verso Semioli, poi Giacomelli per Semioli, il cross morbido a scavalcare addirittura Ambrosi, in qualche modo colpisce il pallone Misuraka che chiede l'intervento da rigore per il contatto che ha avuto con Diandà. Vediamo il cross di Semioli, colpo di testa di Misuraka che ha provato a superare, a scavalcare Diandà, che a mio avviso non ha commesso fallo. Ancora Diandà che ora invece tira la maglia a Giacomelli, si prosegue secondo l'arbitro, occasioni comunque per il Vicenza. Misuraka è stato molto bravo Semioli a piazzare il cross al centro, a scavalcare addirittura il portiere della Ternana, ha avuto un buon impatto con il pallone anche perché contrastato da Diandà. Misuraka, Vicenza che si è fatto vedere dunque negli ultimi 2 minuti un paio di volte, riprendendo un po' di confidenza e di sicurezza
Ambrosi, palla in mezzo al campo, recuperata ancora una volta dal Vicenza, lotta Miglietta in mezzo al campo, ma è meglio Misuraka che prova ad andare via, lo contrasta Di Deo, torna su di lui ancora Miglietta, pallone all'indietro e poi di nuovo scaricato in avanti per Semioli contro Diandà, ancora Semioli che tenta la conclusione, palla che finisce fuori e credo che sia calcio d'angolo, perché se non ho visto male c'è stato un tocco da parte di un giocatore della Ternana. Nel frattempo altro cambio in casa rossoverde, esce Davide Sinigaglia ed entra Antonino Ragusa, cambio anche in questo caso di ruolo. Ragusa va a prendere esattamente la stessa posizione che aveva Sinigaglia in campo. L'avevo visto bene, dunque deviazione da parte di un giocatore della Ternana, nono calcio d'angolo del Vicenza, si riaffaccia dalle parti di Ambrosi, il cross all'interno dell'area di rigore, palla che rimane al limite, tenta la conclusione al volo Misuraka, palla che finisce fuori, prova ad inseguirla Giacomelli, non può assolutamente nulla su questo pallone. Misuraka intendeva tirare, non certo crossare il pallone in mezzo. Tanto piccoli problemi per Ambrosi nel buttare fuori il secondo pallone. L'invio del portiere della Ternana alla ricerca di Dumitru che mette a terra la sfera, quindi Nolè, ancora per Dumitru, prova a saltare secco Camisa, anzi Martinelli, ancora Dumitru in posizione di ala, Martinelli su di lui, il cross in una zona di campo dove arriva Miglietta che prova a rimettere il pallone in mezzo per Nolè anziché tentare il tiro, poi Dumitru in mezzo, cross splendido, non ci arriva Di Deo, dall'altra parte Ragusa si va a guadagnare una rimessa laterale, la Ternana che rimane in avanti, Vitale ancora per Ragusa, difende bene il pallone Ragusa, se ne va ancora Ragusa, poi va a sbattere contro un avversario, chiede il calcio di rigore, è stato più lui a cercare il contatto che Brighenti a cercare l'avversario. Anche in questo caso la prima impressione mi sembra che non sia calcio di rigore quello chiesto da Ragusa. Fiammata doppia comunque della Ternana intorno al 20°, avremo modo di vedere anche questa circostanza. Anche in questo caso però mi è sembrato che sia stato il giocatore a cercare più il contatto, il giocatore della Ternana a cercare più il contatto. Ora ancora di nuovo Ragusa sul pallone, passaggio per Vitale da parte di Dumitru, Vitale che prova la percussione centrale, perde alla fine il pallone, la Ternana va a conquistare addirittura un calcio di punizione il Vicenza. Qui rivediamo l'occasione per la Ternana, il cross bellissimo di Dumitru dove non arriva nessuno, Ragusa va a riconquistarsi il pallone, va via e qui c'è già una prima trattenuta, poi una seconda, insomma è vero che Ragusa è andato incontro a Brighenti, c'era anche la trattenuta piuttosto evidente di Mustacchio su Ragusa. A rivederla la seconda volta ho decisamente più dubbi sulla legittimità delle proteste della Ternana. Sicuramente Mustacchio ha trattenuto per la maglia Ragusa che poi ha continuato e alla fine Brighenti si è frapposto fra il pallone e Ragusa, quasi disinteressandosi del pallone. Inevitabile lo scontro, su questo non c'è dubbio, era anche pochissimo lo spazio, però per la dinamica completa dell'azione insomma le proteste di Ragusa hanno sicuramente più fondamento, almeno a rivederla in quel modo. Chissà, magari avremo modo di rivederla nuovamente. Sicuramente il Vicenza ha corso un rischio, ci poteva stare il calcio di rigore. Ferraro in avanti, viene fermato in maniera regolare secondo Velotto, iniziativa della Ternana. Allora riparte Castiglia, il Vicenza, Brighenti riceve il pallone di ritorno, c'è la chiusura da parte di Vitale ancora, però Castiglia sul pallone in posizione di ala, Castiglia in mezzo, prova la conclusione, ancora
Castiglia e poi il tentativo da parte di Mustacchio, palla alta sopra la traversa, anzi il tentativo da parte di Misuraka. In posizione di centravanti Gianvito Misuraka ha provato la conclusione con il pallone che era rimbalzato come un flipper ai limiti dell'area di rigore dei rossoverdi, palla che è finita alta sopra la traversa, quindi occasione anche per il Vicenza. Dumitru prova a mettere in movimento Nolè, anche qui si lamentano i giocatori della Ternana per un possibile fallo commesso dai difensori del Vicenza. L'arbitro anche in questo caso ha fatto ampi cenni che si può proseguire, mentre arriva un'altra sostituzione in casa Vicenza, entra Plasmati ed esce Giacomelli. Ora Plasmati andrà a fare sicuramente la prima punta. Gianvito Plasmati, anche lui già in gol quest'anno con la maglia del Vicenza. Giacomelli esce, un po' di applausi, un po' di fischi per lui. I fischi sono sicuramente sinonimo di paura nel momento in cui Giacomelli, soprattutto nel primo, ha fatto vedere sicuramente dei buoni numeri. Chiude quindi con un attacco diverso da come aveva iniziato, con Mustacchio, Plasmati e Semioli ora il Vicenza. Proprio Plasmati va a lottare su questo pallone e alla fine Lauro riesce a riconquistare il pallone per la Ternana, poi Meccariello. Ragusa prova ad allargare il gioco sulla fascia destra, dove poi non c'è né Nolè né Diandà. Di Matteo all'indietro per Camisa, anzi Martinelli, poi il pallone in mezzo al campo per Gavazzi. Pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco è sicuramente per la Ternana. C'è stata una rapida intesa fra i giocatori del Vicenza, anche perché c'è una sostituzione per la Ternana. Esce Lauro ed entra Fazio. Lauro peraltro già ammonito, probabilmente questo è anche un assaggio di quello che sarà la soluzione adottata dall'allenatore della Ternana per la prossima partita. Dolorante comunque Lauro all'interno coscia sinistra. Lauro che non ci sarà sicuramente per la prossima gara esterna della Ternana contro il Grosseto. Fazio al suo posto. Non entra dunque uno dei grandi ex di questa gara, ovvero Stefano Botta, in panchina. Botta per 4 anni al Vicenza, dal 2008 al 2012, 150 presenze, 9 gol più le presenze gol, 5-1 in Coppa Italia. Giocatore che a Vicenza è stato benissimo, poi in scadenza di contratto durante un'estate sicuramente tormentata per il Vicenza ha preferito lasciare la squadra biancorossa per approdare in quella rossoverde. Ancora attacco del Vicenza, ancora una volta con Misuraka, che però trova attento Ambrosi, che poi rilancia subito in direzione di Nolè, che mette a terra un ottimo pallone. Ancora Nolè, di fronte a lui Martinelli, prova ad andare via Martinelli. Nolè, c'è anche Misuraka che torna a dar manforte alla difesa. Nolè allora preferisce far gestire il pallone a Miglietta, che glielo restituisce immediatamente. Palla per Diandà, che nel frattempo si è mosso molto bene. Ancora Diandà trova lo spazio per il cross, trova la deviazione di un suo avversario. Quinto calcio d'angolo per la Ternana che, se non ho visto male, si è rimessa in difesa in maniera particolare, ovvero con Fazio sul centrodestra, Meccariello è rimasto difensore centrale, Ferraro come mezzo sinistro. Vitale dalla bandierina, 20° minuto in corso, cross molto lungo, il colpo di testa da parte di Dideo, palla che finisce abbondantemente alta sopra la traversa della porta difesa da Pinzoglio. Rimane il dubbio per l'intervento da parte di Brighenti su Ragusa 7 minuti fa. Intervento giudicato regolare dall'arbitro, che ha lasciato proseguire. Sicuramente non è stato giudicato regolare da Ragusa.
Lancio di Pinzoglio che finisce fra i piedi di Meccariello, che prova a servire in avanti Nolè. La chiusura da parte della difesa del Vicenza con Di Matteo. Lotta sulla fascia sinistra da quella parte Mustacchio. Plasmati di testa, prova a mettere in movimento lo stesso Semioli. Pallone che schizza dalle parti di Gavazzi. Colpo in scivolata di Vitale, Gavazzi lo salta secco, poi c'è Ferraro di fronte a lui, quindi Gavazzi piazza il cross, il colpo di testa in mezzo all'area di rigore da parte di Dideo. Pallone che finisce ancora una volta sui piedi dei giocatori del Vicenza. Molto bene Gavazzi che rimette in movimento Brighenti, il cross all'interno dell'area di rigore, Plasmati non ci arriva e Diandà può andare dall'altra parte del campo. Chiama la gioco Nolè e subisce fallo di Castiglia su Nolè, punizione dunque per la Ternana. Già battuto Miglietta con Dideo. Ferraro ancora per Dideo. Dideo si ferma, non ci sono compagni liberi se non Diandà, allora preferisce servire Fazio proprio per Diandà. Prova a proporsi di nuovo il difensore della Ternana in libera uscita. Nolè, il cross dall'altra parte del campo dove c'è Dumitru, posizione irregolare, ma comunque non aveva trovato un buon impatto con il pallone Nicolau Dumitru. Ultimi 15 minuti più recupero per uno 0-0 comunque sicuramente vivace quello fra Ternana e Vicenza. Il primo tempo ha giocato di più il Vicenza, occasioni migliori per la Ternana. Nel secondo tempo la Ternana è venuta fuori anche nella manovra, ha avuto diverse occasioni da gol. Il Vicenza ha cercato di controbattere, è stato un Vicenza diverso rispetto a quello del primo tempo, quello del secondo. Una Ternana sicuramente più manovriera nei secondi 45 minuti. Ora Diandà, prova il passaggio in mezzo per Dumitru che tenta la conclusione. Ancora una volta Dumitru prova a prendere in contropiede Pinzoglio, molto attento, però non era una conclusione irresistibile quella di Nicolau Dumitru. Lo rivediamo, il cross e la conclusione al volo da parte di Dumitru, molto bravo Pinzoglio. Ferraro spazza via il pallone dall'area di rigore della Ternana, ancora Dumitru che difende molto bene, poi riesce a servire Miglietta che la dà Dideo. Possibilità di contropiede per la Ternana. Ragusa sulla fascia, anticipato ottimamente da Brighenti. Arriva Vitale che prova a portare via il pallone a Brighenti, lo porta via sì, però anche in rimessa in fallo laterale, e quindi la rimessa in gioco è per il Vicenza. Sempre Brighenti sul pallone, all'indietro per Camisa, quindi Martinelli. Prova Dumitru un timido accenno di pressing. Camisa, l'ex difensore del Varese, in avanti per Gianvito Plasmati che ha un controllo un po' difettoso, prova a commettere fallo su Chris Miglietta. Ha preso subito la posizione di centravanti come è giusto che sia Plasmati ai suoi lati, Semioli e Mustacchio. Ha acquisito il suo 4-3-3 il Vicenza. Ancora Pinzoglio con i piedi sul sinistro, sempre alla ricerca di Plasmati, colpo di testa di Fazio che gli rende qualche centimetro, ma ha avuto un'ottima scelta di tempo. Rimessa in gioco con le mani per la Ternana è affidata a Salif Diandà. Fazio ancora per Ferraro in avanti verso Ragusa, poi ancora Dideo che prova l'apertura su Nolè, l'anticipo da parte di Di Matteo su Raffaele Nolè. Ha avuto dei buoni spunti Nolè durante questa gara, è sicuramente un momento buono di forma per lui. Ora va a perdere il pallone però Dideo in mezzo al campo e quindi Misuraca prova a mettere in movimento Plasmati, su di lui c'è Meccariello. Plasmati prova ad andargli via, Meccariello gli chiude la possibilità di andare verso Ambrosi in maniera eccellente, quindi il rilancio di
Ambrosi, palla che rimane comunque fra i piedi dei giocatori del Vicenza. L'arbitro interviene perché c'è qualche problema in campo. Meccariello è rimasto vittima di crampi, quindi interrompe il gioco l'arbitro per permettere ai massaggiatori della Ternana di intervenire e a dar un po' di conforto a Meccariello. La Ternana non può più fare sostituzioni, sono entrati Dumitru, Ragusa e Fazio. 2 sostituzioni su 3 fatte per infortunio, quella di Litteri è entrato Dumitru, quella di Lauro è entrato Fazio. Cambio tattico, se così vogliamo definirlo, quello fra Ragusa e Sinigallia. Anche di tattico c'è poco o nulla, visto che la Ternana ha mantenuto invariato il proprio assetto in campo. Meccariello comunque è di nuovo in piedi, dovrà stringere un po' i denti per questi ultimi minuti di partita. 10 ne mancano al fischio finale, sempre 0-0 fra Ternana e Vicenza. Partita sicuramente divertente. Ternana che ha avuto delle buone occasioni da gol, molto bravo Pinsoglio in almeno un paio di circostanze a negare il gol ai suoi avversari. Un secondo tempo più di sofferenza per il Vicenza rispetto al primo. Ora l'ottima chiusura da parte della Ternana, l'ottima copertura da parte della difesa della Ternana sull'uscita di Stefano Ambrosi. Diandà sulla fascia destra, si ferma Diandà. Miglietta all'indietro per Meccariello, che ha ripreso il suo posto al centro della difesa. Quindi Ferraro avanti per Ragusa, ancora Ferraro, Vitale per Dideo, prova ad andare Dideo in mezzo al campo, pallone che viene scaricato su Miglietta. Diandà, ancora Diandà all'indietro per Miglietta. Può la Ternana a cercare di ragionare ora, in questo momento non c'è un pressing forsennato da parte del Vicenza. Ferraro in profondità per Ragusa, che prova a mantenere il pallone in campo, non credo ci sia riuscito. La rimessa in campo è per il Vicenza. Brighenti, mani Brighenti verso Plasmati. Tanto vedete sotto i risultati delle partite di Serie B, risultato anche importante. Fazio per Diandà, ancora Diandà, prova Diandà a suggerire il passaggio per Nolè, poi Fazio, il cross buono di Fazio in direzione di Dideo, pallone rimesso in centro, quindi Ragusa all'indietro per Vitale, ancora un cross in mezzo all'area di rigore, forse con una mano, Vitale non se ne accorge, ancora palla a fondo in mezzo e Pinsoglio la leva dai piedi di Dumitru. Ancora una fiammata da parte della Ternana, ancora una fiammata firmata Gigi Vitale, pallone in mezzo, la palla che si ferma fra Camisa e Pinsoglio, che è bravissimo a bloccarla, anche perché c'era Dumitru pronto ad intervenire. Posizione di centravanti, ancora una possibilità importante per la Ternana, che con il gioco sulle fasce mette stavolta in difficoltà il gioco del Vicenza. Ferraro molto bene a chiudere l'attacco da parte di Semioli, quindi Dideo lotta in mezzo al campo con Misuraka, non è giusto il suo passaggio, quindi Mustacchio va a commettere fallo su Miglietta. Non è d'accordo Mustacchio con la decisione da parte dell'arbitro, che è stato piuttosto deciso invece. Punizione dunque per la Ternana, 37esimo, 38esimo in corso. Ternana che chiude in avanti questa partita. Secondo tempo migliore perlomeno da un punto di vista del gioco rispetto al primo da parte della Ternana, con un Vicenza che non ha avuto la stessa intensità agonistica soprattutto dei primi 45 minuti. Nolè in mezzo a due avversari, Nolè prova a sgusciare ad andare via, ci riesce, ancora Nolè con l'esterno del piede per Dideo. Dideo allora allarga il gioco sulla fascia dove c'è Ferraro,
Ferraro verso Vitale, ancora Vitale con il tacco, prova ad andare via, sempre Vitale, prova ad ubriacare l'avversario, c'è la sovrapposizione di Ferraro che con il sinistro piazza un buon cross, altrettanto buono è l'intervento con il petto da parte di Di Matteo, palla verso Pinsoglio, sicuramente impegnato nel corso di tutta la partita, soprattutto in questo secondo tempo, molto attento Carlo Pinsoglio, non a caso convocato anche in Under 21. Rinvio lungo, Meccariello salta con Plasmati, il pallone che schizza le parti della difesa che subito calcia il pallone in direzione di Dumitru, la chiusura da parte di Camisa, poi di nuovo il passaggio in profondità verso Semioli, arriva Gavazzi che prova a scambiare con Semioli, si chiude bene la difesa della Ternana, Miglietta, Vitale in mezzo al campo per Dideo, si ferma Dideo, allarga il gioco sulla fascia destra dove sta arrivando Fazio. Fazio proverà lo scambio con Diandà che ha un po' di campo avanti a sé, ancora Diandà, contro di lui c'è Mustacchio, Diandà prova alla punta in profondità per Dumitru che viene nuovamente chiuso da parte di Di Matteo che ora prova la falcata, lo va a riprendere Dumitru commettendo fallo, c'era stata una lunga trattenuta di tutti e due su quella fascia, punizione già battuta, Di Matteo in terra per un po' di crampi, si rialza Gavazzi, Semioli, ancora Gavazzi, di nuovo lo scambio con Semioli, prova in mezzo per Castiglia, passaggio poi quindi all'indietro, la palla che finisce sui piedi di Camisa e si riparte con Di Matteo sulla fascia sinistra, in avanti ancora Di Matteo, Camisa, Gavazzi, c'è largo Semioli, preferisce il pallone ancora all'interno per Castiglia, poi il passaggio in profondità di Mustacchio verso nessuno, l'uscita da parte di Ambrosi senza alcun problema. 40° minuto, 0-0 fra Ternana e Vicenza. Parte Ambrosi, rinvio lungo del capitano della Ternana, colpo di testa di Castiglia, la posizione irregolare da parte di Gianvito Plasmati che nella sua carriera si è tolto delle belle soddisfazioni in Serie A, segnando un paio di anni fa con la maglia del Catania sia all'Inter che alla Juventus nelle prime giornate di campionato, lo stesso campionato in cui, se ve lo ricordate, provò a interrompere la concentrazione del portiere del Torino quando in barriera si tirò giù i pantaloncini in Torino-Catania. Gavazzi prova per Brighenti, ancora Semioli, viene fermato da Ragusa che addirittura guadagna la rimessa laterale, rimessa in gioco dunque per la Ternana. Gigi Vitale verso Ragusa che viene affrontato in maniera piuttosto energica, palla finisce nuovamente in fallo laterale, più o meno nella stessa posizione di prima, sempre Vitale, sempre Ragusa con la testa, colpo di testa stavolta di Ferraro, Miglietta all'indietro per Ambrosi, tenta neanche il pressing Plasmati, pallone giocato benissimo su Diandà, prova a giocarla su Nolè, la chiusura perfetta di Martinelli che ferma la Ternana in fallo laterale, Ternana che non si ferma però, continua ad andare avanti, Diandà salta Mustacchi un paio di volte, poi prova l'accelerazione sempre su Di Matteo, pallone che rimane lì ma commette fallo Diandà e quindi la punizione è per il Vicenza. Non è assolutamente d'accordo Diandà con la decisione che ha preso l'arbitro anche in collaborazione con Valeriani. Qui vediamo Diandà, Martinelli, in realtà mi sembra che più che subire il fallo addirittura lo faccia, comunque scivoli. Diandà è stato bravo ad approfittare della disattenzione di Martinelli. Punizione invece per il Vicenza già battuta, Plasmati con la testa, non può non prenderle, Miglietta, Dumitru, grande impegno di Dumitru durante la partita, Dideo ancora per Dumitru in profondità, non ci arriva però, poi il colpo di mano da parte di Gavazzi, punizione per la Ternana.
prova ad accelerare in questi ultimi minuti la squadra di casa, supportata anche dal pubblico, per continuare una striscia positiva incredibile. Vitale, Miglietta, Di Deo, ora la Ternana è tutta nella metà campo del Vicenza, ancora Di Deo, Fazio, il cross dalla tre quarti, prova a colpire in qualche modo Dumitru, non trova però un buon impatto con il pallone e quindi Pinsoglio stavolta davvero non ha avuto alcun problema a fermare il pallone, a subito rigiocarlo verso i suoi compagni di squadra. Ora provano a ripartire Misuraka, in mezzo al campo Gianvito Misuraka per Gavazzi, ora Semioli, ancora lo scambio con Gavazzi, è stato uno scambio che si è ripetuto molto. Misuraka con la punta verso Plasmati, Misuraka, attenzione, limiti dell'area di rigore, Misuraka, poi ancora Gavazzi, quindi Semioli, il cross all'interno dell'area di rigore, Meccariello rimette fuori, prova il Vicenza a premere nell'area di rigore la Ternana, la palla che rimbalza, la Ternana non riesce a portarla fuori, quindi Semioli con Vitale che spedisce il pallone in fallo laterale per interrompere questo mini assedio del Vicenza in questi ultimi minuti, soprattutto sulla fascia destra d'attacco del Vicenza si intendono a meraviglia Gavazzi e Semioli. Ora è arrivato anche Brighenti con le mani lungo all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa rimette fuori, poi tenta un rilancio lunghissimo Martinelli, penso che neanche avesse intenzione di poter impensierire in qualche modo Ambrosi, che comunque era piazzato. Sta per scoccare il 45esimo, la Bottiglia sarà soltanto recupero. Dumitru prova ad addomesticare il pallone, secondo l'arbitro tutto regolare l'intervento da parte del suo dirimpettaio. 3 minuti di recupero, si giocherà quindi fino al 48esimo. Diandà in avanti per Nolè che subisce fallo, ma l'arbitro non lo fischia e fischia invece la rimessa in gioco per il Vicenza. Scontenti i tifosi della Ternana di questa decisione. Rimessa in gioco di Di Matteo, colpo di testa a riconquistare il pallone per la Ternana, parte di Deo per Nolè, Ternana che però non riesce ad andare in profondità, quindi Plasmati va a difendere il pallone che finisce fuori. La rimessa in gioco è sempre per la Ternana. Diandà, Miglietta, Ferraro in mezzo al campo, in posizione di regista, prova ad impostare lui, pallone che viene indirizzato dalle parti di Ragusa che va a subire fallo, quindi punizione per la Ternana. Potrebbe essere una delle ultime opportunità per la squadra di casa di andare a segnare il gol, che a questo punto significherebbe naturalmente i 3 punti. Chiama Semioli Pinsoglio, come lui è il primo uomo della barriera, credo anche l'unico in questa circostanza. Lo schema della Ternana è sempre lo stesso, palla tagliata ai limiti dell'area per gli inserimenti dei colpitori di testa. Parte Vitale molto teso, pallone che rimane sui piedi di Nolè, tenta il tiro, il pallone che viene rimpallato, ancora Ragusa in area di rigore, c'è la sovrapposizione di Vitale, viene servito sulla corsa, poi inciampa Vitale perché c'è anche l'arbitro a dargli un po' fastidio, si arrabbia anche con Ragusa. Ancora una volta una buona opportunità per la Ternana con il calcio di punizione di Vitale che ha permesso di far arrivare al tiro Nolè. Ancora una volta molto attenta alla difesa del Vicenza. Ultimo giro d'orologio e poco più, ultimi 60 secondi da questo momento. Il rinvio di Pinsoglio direttamente in fallo laterale, pallone regalato alla Ternana. Vitale profondo con le mani in direzione di Dumitru. Dumitru prova ad andare via con un numero, pallone in mezzo per Miglietta che non aggancia e quindi prova a ripartire per l'ultima azione il Vicenza con Mustacchio che cede il pallone a Gavazzi. Un po' sbilanciata la Ternana, deve recuperare le posizioni, pallone in profondità verso Semioli, accompagnato da Ferraro, il pallone in fallo di fondo. Prova la Ternana l'ultima carta su questo rinvio di Stefano Ambrosi. C'è qualcuno del Vicenza che ha crampi, nella fattispecie Martinelli, che chiede l'aiuto da parte di Misuraka. Arbitro fa cenno che si recupereranno questi secondi.
Martinelli si rialza. È stata una partita agonisticamente molto dura, non è stato solo Martinelli ad avere crampi, come avete visto poco fa è stato anche il turno di Meccariello. Si riparte allora con un po' 30 secondi da giocare, palla che finisce in fallo laterale e l'arbitro invece fischia qui la fine. Finisce 0-0 fra Ternana e Vicenza. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, super spot, e poi torniamo per la chiusura. Alziamo sulla rete, vieni qua. Finisce dunque 0-0 fra Ternana e Vicenza questa partita. Finisce la striscia negativa delle 2 sconfitte consecutive del Vicenza. Hanno modo anche di festeggiare i tifosi del Vicenza che sono arrivati qui a Terni per vedere la propria squadra sicuramente giocare un buonissimo primo tempo, un secondo tempo forse un po' più di sofferenza. Buona anche però la partita della Ternana, che come vedete nei numeri è riuscita a mettere in difficoltà il Vicenza in più di una circostanza. Ternana che continua ad allungare la propria striscia positiva e siamo arrivati quindi a 4 partite vinte e 3 pareggi. Ternana che va a festeggiare sotto la propria curva 0-0 contro il Vicenza. Una buona partita da parte di entrambe le squadre, forse la Ternana avrebbe meritato qualcosa in più. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con la Serie B naturalmente torna su Sky lunedì per il posticipo. Buona serata a tutti da parte di Luca Marchetti. Quanti sono? 9. Ternana che dunque rientra sotto gli applausi della curva est negli spogliatoi. La festa dei tifosi della Ternana per un campionato che ha preso una piega diversa rispetto a quello che sembrava, soprattutto dopo le prime 3 partite con le 3 sconfitte consecutive. Ternana che ha saputo invertire la rotta, dopo lo 0-0 in casa con il Cesena sono arrivate le 4 vittorie consecutive e poi il pareggio a Spezia e questo pareggio contro il Vicenza, il prossimo turno contro il Grosseto. Il Vicenza che, come detto, ferma l'emorragia, ferma la striscia negativa, 2 sconfitte consecutive con questo pareggio in casa di una delle formazioni più in forma di questa Serie B. È davvero tutto da Liberati, una buona serata da parte di Luca Marchetti, buona prosecuzione su Sky.